Signore e signori, buon venerdì sera, finalmente. Altro weekend, altro giretto. Comunque sono 3 settimane che non andiamo via, mi sembrano 6 mesi, ma vabbè. È vero. Allora, ci dispiace non portarvi contenuti di trekking in montagna, ma maggio quest'anno è disastroso a livello di meteo, quindi non si possono fare uscite a camminare perché o piove o è ancora troppo freddo. Quindi questo weekend andremo incontro a, si spera, il sole In teoria. e quindi sarà mare. Andremo in una regione che pian piano ci piacerebbe comunque scoprire e visitare da nord a sud, da est a ovest, che è il Friuli Venezia Giulia. Regione secondo me sottovalutata. Molto. Perché non vedo chissà quanto movimento social su questa regione, ma penso che abbia tantissimo da offrire. Andiamo e partiamo a visitarla. Da dove partiamo, signora Michele, a visitarla? Da Grado. Esattamente. Andiamo al mare. Ce ne hanno parlato tutti tanto bene. Tutti tantissimo bene, ci hanno parlato di Grado, detta anche l'isola del sole per la sua esposizione verso sud. Arriviamo noi, quindi non si sa. Vedremo. Partiti da poco, siamo in Pedemontana. Questa sera ci fermeremo a metà strada su un'area sosta gratuita di San Donà di Piave. Anche lì abbiamo letto opinioni contrastanti su bello o meno bello. Non ci servono servizi particolari, ma solo appunto di sosta notturna, quindi Per spezzare un po' il viaggio. ve la faremo vedere, vi faremo la recensione dell'area e vediamo com'è, se può esservi utile per uno spostamento, per dormire, per svuotare le acque, per fare quello che c'è da fare. Ci vediamo direttamente a San Donà di Piave e poi domani mattina si parte verso Grado. A dopo! Ragazzi, benvenuti all'area sosta di San Donà di Piave. In realtà, rispetto a quello che abbiamo letto su Park4Night, vabbè, l'area è piccolina, tiene 4 camper, qui c'è lo scarico, mentre per il carico bisogna pagare, c'è la moneta, si seleziona il carico dell'acqua e si carica l'acqua. La corrente c'è, ma si paga a consumo, quindi si seleziona la colonnina, si inserisce la moneta e si ha la corrente. Può stare 24 ore, ovviamente gratuitamente, non si capisce se bisogna registrarsi, non c'è nessuna informazione su questo, però vabbè. La zona è carina, nel senso dietro di noi c'è un campo da rugby dove stanno facendo allenamento, qui di fianco c'è un parco che adesso vi faccio vedere, mi sembra tipo una pista di atletica, una cosa del genere. Qui c'è tutta la parte di parcheggio macchine. Una cosa interessante, il navigatore a quel semaforo vi farà svoltare a sinistra, ma c'è una sbarra da 2,10 m, quindi passate via il semaforo e l'entrata dell'area sosta è in fondo là. Qui c'è anche un piccolo baretto dove poter fare un aperitivo, bere qualcosa. Carino. Ora non perdiamo tempo, risaliamo in camper, apriamo la birretta del venerdì sera, super meritata, infatti Michele mi sta aspettando finché prepara le pappe agli hook e noi signori ci vediamo domani mattina. Ciao! Signori, un buongiorno! Buongiornissimo! Allora, impressioni su quest'area, dormito bene, c'è la strada che passa qui di fianco, ogni tanto si sente un po' di rumore, ma di notte No, devo dire molto tranquilla e serenissimi. nel suo piccolo è carino, Sì, insomma, sotto sì, le sì. piante. Non abbiamo utilizzato servizi, quindi non abbiamo speso nulla, per noi top. Se dovete spezzare tragitti, secondo me vale la pena. Sì. 4 sono i posti disponibili, quindi ovviamente non c'è tantissima capienza. Ieri sera sono arrivati 2 austriaci addirittura, quindi siamo al completo stamattina praticamente. Volendo, in fondo là c'è anche un bar che sembra andare molto bene Madonna, la sera. tutto di gente. Non Festival. disturbano, No, però era no. strapieno. Stamattina parecchi gruppi che fanno sport, camminate qua intorno, quindi secondo me vale la pena. Adesso è tempo di partire verso Grado, 3/4 della giornata dovrebbe essere belli a livello di meteo. Stasera danno un'oretta di pioggia, poi dovrebbe ritornare il sereno, quindi speriamo in un tramonto. Facciamo le dita, partiamo, 1:15 circa e ci vediamo a Grado. Arrivati a Grado, signori, parcheggiato. Il parcheggio dove ci ha messi è gratuito, quindi tanta roba. Siamo proprio a metà fra la città di Grado e la pineta di Grado. Qui vicino, quindi da quella parte, troverete l'area sosta camper che mi sembra costi 20 o 24 euro 24 ore, mentre in quella zona là c'è un altro parcheggio camper a pagamento a 6 euro al giorno, mi sembra. Anche perché sono uguali, cioè nel senso. Sì, quindi tanta roba, è pieno di camper. C'è un sole bellissimo, è caldo, Sì. finalmente.
incredibile. Ora partiremo a visitare Grado dal centro, quindi faremo tutto Viale Italia fino in cima alla punta ovest e poi torneremo per il lungomare, cominceremo ad esplorare qualcosa e vedremo qualche notizia su Grado. Cheers! Ho trovato il localino di Michele, guardate che dettagli qua. Che spettacolo. Che carino sto posto qua, ragazzi. Dove ci siamo fermati a fare aperitivo. Che figata. Buona giornata. Ciao. Bellissimo sto posticino qua, ragazzi, ve lo lasciamo in descrizione se volete farvi un aperitivo. Veramente particolare. Ora continuiamo col centro e andiamo verso la spiaggia finalmente. Non manca ovviamente l'offerta culinaria di pesce. Infatti c'è un profumo Mamma mia. in centro che Di frittura, è una settimana se che trovo una abbiamo voglia di friggitoria da frittura. sport ne prendo un pacco alto così, penso. Spero di trovarla. Ah, senti, il profumo del mare da quanto tempo? Ah. Qua comunque è spettacolare. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Andiamo, andiamo, andiamo. Il bagnasciuga. Molto bello tutto questo litorale, l'unica cosa è che in quella parte dove ci sono gli stabilimenti balneari il cane non può accedere, mentre in tutta questa zona non c'è Non nessun c'è divieto, cartello, c'è la gente con il cane, quindi... Presumiamo di sì. Però non male. Giornata top, posto super. Tanta roba. Quella che stiamo percorrendo, ragazzi, è la diga di Grado, costruita nel 700 per proteggere appunto Grado dalle mareggiate. All'inizio era costituita da palafitte di legno piantate nell'argilla, mentre poi nell'800 vennero aggiunte le pietre come protezione e nel secondo dopoguerra è stata riqualificata in pedonale, quindi in passeggiata al lungomare, che è Bellissimo. veramente bellissima. Collega la spiaggia dell'Imperatore a est con la spiaggia Costa Azzurra a ovest e da quello che c'è scritto dovrebbe regalare un tramonto spettacolare. Speriamo. Lo attendiamo col cuore. Signori, un vergognoso salto temporale di 4 ore. Ma tanto vergognoso però. Mamma mia. Abbiamo mangiato tardi perché alle 2 Sì, c'è da dire abbondanti. anche quello. Poi alle 5 mettevano un po' di pioggia, quindi abbiamo detto vabbè, buttiamoci giù mezz'oretta. Mezz'oretta che è così. durata 3 ore. Però vabbè, probabilmente ne avevamo bisogno e va benissimo così. Tanto stiamo via per rilassarci, quindi. Sì, esatto, già corriamo tutta la settimana. Obiettivo tramonto, fallito, molto bene. Veniamo noi a portare le nuvole a Grado. Sì, c'è una bella arietta adesso. Sì, adesso sì. Abbiamo trovato comunque 2 iscritti al canale, Roberto e Barbara, che ci sono fermati a salutarci. Loro sono di Gorizia e ci hanno un po' spiegato meglio la zona. È sempre bello trovare la gente del posto che ovviamente ne sa di più. Infatti ci hanno spiegato parecchie cose. Noi adesso volevamo andare a vedere la parte Pineta, però ci hanno detto che non c'è chissà cosa da vedere, quindi andremo avanti ad esplorare Grado Vecchia, che è molto carina anche da quello che leggiamo. Ci hanno spiegato oltretutto, per chi viene in camper, che vabbè, il parcheggio dove siamo adesso è gratuito, l'area sosta che c'è di fianco a pagamento, però ha i servizi gratuiti, quindi si può fare carico e scarico gratuitamente e poi nel caso parcheggiare di qua, come fanno in tanti a vedere. Sì. Sembra di sì. Proveremo noi domani mattina, quindi partiamo già scarichi. E spettacolo. Un altro parcheggio può essere questo, che dovrebbe costare 6 o 7 euro al giorno, però dovrebbero fare le multe ai veicoli lunghi, da quello che abbiamo capito, e quindi
dovete avere un camper che ci sia nello stallo di una macchina o un furgoncino. A sud-ovest del centro storico di Grado si trova piazza San Biagio, teoricamente. Qui c'era un fortino napoleonico e all'inizio del Novecento è stato abbattuto per il restauro ed è stato scoperto questo sito, questo reperto paleocristiano. Guardate che roba. Adesso proveremo a camminarci dentro, sopra, dentro. Dentro se vuoi essere arrestato. Guardate che ritrovamento, sono quelli mosaici tenuti benissimo tra l'altro. Altra cosa da vedere, visto che siete in zona, c'è la Basilica di Santa Eufemia, nonché fulcro di Grado Vecchia. Guarda che bella con il sole. Sì. Camminare per Grado Vecchia comunque un'esperienza che ci sta. Sì. Molto rilassante, molto bello, poi ricco di storia e con tutti sti viottoli qua. Mi piace un sacco. Invece signora Michela mi sa che anche stasera ci va bene. Che ce lo vediamo. Mamma mia che figata, che figata, sto lungomare qua consigliatissimo. Nel frattempo ci siamo ritrovati in un festone in spiaggia al tramonto, Friuli Venezia Giulia da scoprire. Sì. Che figata. Dai, neanche male come finale di giornata, direi. Ma adesso abbiamo freddo. Sì, Freddissimo. è incredibile, ma fa davvero, davvero freddo. Sì. E vabbè, ho fatto un paio di aperitivi, adesso urge cena, per forza, sono quasi le 9, meno un quarto. Ah sì. Quindi torniamo in van e noi ci vediamo domani mattina. Ciao! Signori, buongiorno! Buongiorno. Prasi tardissimo anche stamattina, quindi il relax Sì, il funziona. weekend proprio. In questo parcheggio comunque si dorme veramente bene, Sì. non c'è rumore, non c'è fastidio alcuno, veramente uno spettacolo. In partenza per tornare a casa, ma prima andremo a scaricare, su consiglio di Roberto e Barbara, nella qui vicina Area Sosta. Vi portiamo con noi, vediamo com'è. Fai vedere tu. Scarico in esecuzione, ci sono due pozzetti a terra, quindi grigie, nere, misti teoricamente. Con un profumo. E vabbè, è tutto a terra, quindi non c'è l'apposito buco per le cassette, il carico dell'acqua e il rubinetto per il risciacquo delle vaschette. Quindi. Signori, quasi arrivati a casa, ora via di corsa, grigliata fra amici, vai. Grado comunque bellissima, Sì, super molto. approvata, bella passeggiata a lungomare e tutto quanto quello che c'è da vedere. Fine settimana prossimo, un giorno in più, che sarà il 2 giugno, quindi dove portiamo? Boh, settimana decidiamo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!